Buongiorno a tutti. Allora, adesso io in questo mio intervento vi farò vedere concretamente come si svolgerà la consultazione, quindi vi mostrerò proprio operativamente le pagine del sito che abbiamo messo in piedi per consentirvi di esprimere il vostro contributo. Allora, come è già stato detto, all'interno del sito Piave, quindi piave.veneto.it, trovate questa area, no, dedicata alla consultazione, e questa è un'area pubblica che tutti possono accedere, non soltanto i membri del partenariato, ma anche aziende, cittadini e chiunque. Insomma. Qui trovate tutto il materiale pubblico che può essere utile consultare in proposito e quindi diciamo anche coloro che non parteciperanno attivamente alla consultazione possono fare riferimento a quest'area per attingere a materiali, documenti, eccetera. Allora, come è già stato spiegato da Walter Signora, oggi pomeriggio riceverete i membri del partenariato, in particolare i soggetti che sono stati indicati come referenti, riceveranno una email. Qui vi faccio vedere la mia casella di Gmail regionale e quindi vedrete che riceverete una mail di questo genere. La riceverete da Regione Veneto Consultazione PAC 2030 e in particolare il mittente sarà info.piave@regione.veneto.it. L'oggetto sarà appunto invito per partecipare alla consultazione e accedendo alle mail vedrete che conterrà un link. Cliccando su questo link avrete accesso diretto alle pagine del questionario. Qualora il link per qualche motivo tecnico, perché il server di posta magari lo modifica o non dovesse funzionare, vedete che qui sotto avete un altro link che questo manda alla home page della piattaforma regionale per l'effettuazione di sondaggi e questionari. Quindi accedendo a questo secondo link vi verrà richiesto di digitare il codice che è il codice univoco che vi identifica. D'accordo? Comunque abbiamo fatto diversi test con diversi domini di posta e nella stragrande maggioranza dei casi sarà sufficiente accedere direttamente cliccando sul primo link. In ogni caso, per problemi tecnici o perché non ricevete la mail o perché il link non funziona o per qualsiasi altra questione, sia di tipo tecnico-informatico, sia invece di tipo più inerente agli argomenti, alle domande, alle questioni che riguardano la consultazione, scrivete a info.piave@regione.veneto.it. È un indirizzo di email che trovate all'interno della mail, l'invito che ricevete e che è ripetuta anche all'interno del sito utilizzato per la consultazione. Ci occuperemo noi poi di smistare eventualmente la vostra richiesta al soggetto più indicato per rispondere. Allora adesso io vado a cliccare sul primo link e come vedete accedo alla piattaforma Lime Survey, che è una piattaforma open source per l'erogazione dei questionari. In particolare avete accesso alla prima pagina, che è una pagina introduttiva, nella quale diciamo la consultazione viene presentata con gli obiettivi, eccetera. Vi viene anche illustrato come si svolgerà la consultazione, quindi attraverso le 4 sezioni che Walter ha presentato poc'anzi, per cui non vado a ripetere cose già dette. Vedrete che l'utilizzo del prodotto è veramente elementare, cioè voi dovete concentrarvi sui concetti che stanno alla base, sugli obiettivi, sui fabbisogni, sugli interventi e non dovrete perdere più di tanto tempo a capire come effettuare la compilazione del questionario, che è veramente molto molto semplice. Quindi dalla pagina introduttiva clicco su avanti, passo alla seconda pagina. Qui l'avete visto su una delle slide presentate da Walter, avete una serie di link a tutti i documenti, quindi c'è la descrizione degli interventi,
i policy brief, le schede informative, eccetera. Evidenzio questo link, il secondo, contenuti della consultazione versione non compilabile. Se io clicco su questo link, accedo ad un file PDF che è la replica, appunto in versione PDF del nostro questionario. Per cui, qualora voi preferiste stampare il questionario, compilarlo a mano, per poi inserire in un secondo momento i dati sul sito web, siete liberi di farlo. Ovviamente qui è una questione di preferenze. A mio avviso è molto più semplice andare direttamente a compilare il questionario, anche perché vedrete ci sono tutta una serie di esemplificazioni, come per esempio i tooltip che compaiono a video quando voi passate con il mouse, per esempio sopra il titolo di un intervento vi compare un fumetto che vi visualizza la descrizione estesa di quell'intervento. Comunque, ecco, questo è il file PDF, potete stamparlo e compilarlo offline per poi andarlo a reinserire a sistema in un altro momento. Ecco. Ritornando alla pagina del questionario, in calce alla pagina vedete che avete una presa visione da cliccare. Io l'ho già cliccata, per cui appare già evidenziata. Per poter andare avanti dovete cliccare di aver preso visione dei materiali e poi cliccare su avanti. E in questo modo andiamo alla prima sezione. Quindi la prima sezione è costituita da una serie di schede, una per ogni obiettivo specifico, e su ogni scheda voi dovrete esprimere praticamente la vostra valutazione di quanto gli interventi che sono elencati all'interno della scheda concorrono al raggiungimento di quell'obiettivo. Come ha già spiegato Walter Signora poco fa, 1 è il valore più basso, 5 è il valore più alto, quindi se dite 1 intendete che quell'intervento concorre poco al raggiungimento dell'obiettivo. Se invece cliccate su 5 dite che quell'intervento è estremamente importante e prioritario per raggiungere quell'obiettivo. Quello che vi viene chiesto è di esprimere il vostro parere su tutti gli interventi che compaiono nella pagina. Gli obiettivi sono chiari, sono i 10 che conoscete già molto bene. Qui in questa scheda vedete il titolo dell'intervento, ma passando sopra con il mouse sopra il titolo dell'intervento, come dicevo, vi compare questo fumetto che visualizza la descrizione estesa dell'intervento stesso. Quindi io adesso inserisco chiaramente dei valori a caso nella scheda. Avrete notato, se non l'avete notato ve lo faccio vedere sulla prossima pagina, che quando voi avete cliccato su tutti gli interventi disponibili, il riquadro ha cambiato colore. Prima aveva un riquadro rosso e adesso ha uno sfondo invece normale, per evidenziarvi che avete completato i click previsti all'interno di quella pagina. Quindi, completata la mia valutazione, clicco su avanti e passo sulla seconda scheda. La seconda scheda che riguarda il secondo obiettivo, ecco, vi faccio vedere lo sfondo. Vedete che lo sfondo della scheda ha un'ombreggiatura rossa che sparirà non appena avrete fatto tutti i click necessari. Quindi anche in questo caso vado a esprimere il mio parere su tutti gli interventi presenti. Come vedete l'ombreggiatura rossa è sparita e posso cliccare avanti per procedere con la compilazione del questionario. Un'altra cosa che vi faccio notare è che questa barra di avanzamento che dice a che punto siete con il questionario, quindi abbiamo compilato solo il 3% finora dei dati richiesti, vi faccio notare anche questa barra in alto, nella parte alta dello schermo, avete a disposizione questi 3 link. Cliccando su questo link voi salvate la consultazione, salvate i dati che avete inserito, quindi non avete l'obbligo, non c'è la necessità insomma di iniziare e finire
compilare tutto ad un fiato il questionario, potete salvare il questionario, uscire e rientrare successivamente. Cliccando sempre sullo stesso link, vi ritroverete al punto in cui avevate lasciato la compilazione. Questo link vi consiglio di non usarlo, perché cliccando su questo andate a cancellare tutto quello che avete fatto e uscite dal questionario. Mentre il terzo link, l'indice delle domande, se voi ci cliccate sopra, vedete quali sono le pagine precedenti, per cui io in questo momento sono appena alla valutazione dell'obiettivo specifico 3. Se voglio tornare, perché non mi ricordo più, perché ho cambiato idea, voglio tornare all'obiettivo specifico 1, è sufficiente cliccare appunto su questo link e poi scegliere la pagina di interesse. Il sistema mi riporta, come vedete, alla pagina dell'obiettivo specifico 1. Quindi ovviamente io vedo e ho la possibilità di muovermi soltanto tra le pagine che finora ho già visto e ho già compilato, non posso fare dei salti in avanti. Quindi torno all'obiettivo specifico 3, ecco, vi faccio vedere anche cosa succede se per caso dimentico di cliccare su uno degli interventi, perché magari il click l'ho fatto ma il sistema non l'ho preso perché sono stato troppo veloce. Vedete che rimane l'ombreggiatura rossa. Quando vado a cliccare su avanti, il sistema mi dice che non ho risposto a tutte le domande e quindi mi ripropone dove ero arrivato. Io vado a completare la compilazione. Quindi clicco nuovamente su avanti, siamo all'obiettivo 4, avete capito insomma che è veramente molto semplice. Sarà più sicuramente difficile leggere attentamente tutte le descrizioni degli interventi e poi chiaramente riflettere su quale sia il loro peso, ma la parte diciamo prettamente operativa, informatica, mi viene quasi da dire banale. Procediamo, siamo arrivati all'obiettivo 6, vado veloce. Questo ha tanti interventi da valutare. 7. Vedete che nel frattempo l'indice delle domande si è popolato con tutte le domande a cui ho già risposto. Quindi volendo torno all'obiettivo 1, così come posso saltare in avanti e ritornare all'obiettivo 9. E questo è l'ultimo. E con questo abbiamo completato la prima sezione. Ovviamente non c'è niente di definitivo, io anche quando entro nella seconda sezione posso sempre ritornare indietro e ritornare anche alle domande della prima sezione. Okay? Finché non avete chiuso e inviato il questionario, voi avete sempre la possibilità di ritornare indietro e modificare i dati già inseriti. Allora, seconda sezione, scelte strategiche. Come è già stato ben spiegato, ci sono una serie di domande alle quali bisogna fornire una risposta. Quindi, quale dei seguenti pagamenti accoppiati al reddito ritiene siano necessari per il sistema delle aziende agricole venete, e voi dovete scegliere minimo una, massimo 3 delle risposte che sono state proposte. Almeno una la dovete selezionare, per cui se io clicco su carne bovina, vedete già che il sistema è soddisfatto così, non mi costringe a fare altri click. Però posso farne altri
posso selezionare altre 2 opzioni fino ad un massimo di 3. Se per caso vado a selezionare il quarto, la quarta risposta o la quinta, eccetera, vedete che ricompare l'ombreggiatura rossa per evidenziarmi che c'è qualcosa che non va. Abbiamo preferito tenere, darvi la possibilità di cliccare anche oltre il consentito, perché voi potreste anche fare un primo passaggio, selezionare 4 o 5 elementi per poi andare a togliere quelli che ritenete meno importanti. Insomma. Quindi andiamo avanti. La seconda domanda, non sto qui a leggerle ovviamente perché non ha molto senso. Vedo che devo dare anche in questo caso minimo 1, massimo 3 risposte, quindi in questo caso ne seleziono una sola. Clicco su avanti e procedo con la seconda pagina di domande. Qui devo per forza dire sì o no a questa domanda, mentre alla domanda numero 4, come le precedenti, almeno un clic lo devo fare, quindi devo selezionare almeno una di queste opzioni. Domanda numero 5, in questo caso vedete minimo 1, massimo 2, quindi qui non posso fare il terzo clic. Domanda numero 6, da 1 a 3. Anche in questo caso, se faccio clic sul quarto, vedete che il sistema mi impedisce di procedere. Domanda numero 7, da 1 a 3, quindi seleziono soltanto 2 e clicco su avanti. Ogni tanto, se volete salvare, non è vietato. E andiamo avanti, siamo alla domanda numero 8, quindi qui posso selezionare al massimo 2 risposte delle 3 preconfezionate. Domanda numero 9, da 1 a 3, quindi seleziono 2. Domanda numero 10, vedete, mi viene chiesto di selezionarne una sola, quindi una risposta. Numero 11, da 1 a 3 risposte. Numero 12, da 1 a 2. Numero 13, da 1 a 3 risposte. 14 ne posso selezionare una sola. Qui faccio notare che in alcuni casi sono stati messi dei link, per cui, per esempio, nel caso della domanda 14, se voi cliccate su aree rurali intermedie con problemi di sviluppo, andrete a visualizzare un documento che vi aiuta e vi accompagna nella compilazione. 15ª domanda, anche qua abbiamo un link, come vedete, e anche qua un altro. E qua invece la 17ª domanda dovete necessariamente selezionarne 3. Quindi qui avete un elenco di obiettivi specifici, ne dovete selezionare 3. Difatti vedete che il riquadro rimane a sfondo rosso finché non avete selezionato almeno 3 obiettivi. Anche qua, come al solito, se selezionate il quarto, vi ritroverete un messaggio di errore. E anche qui abbiamo finito anche la seconda sezione, arriviamo alla terza. Nella terza sezione avete la possibilità, come ha già ben spiegato Walter Signora, di proporre delle modifiche ad un massimo di 5 interventi. Non siete obbligati a farlo, quindi come vedete qui il sistema vi dice potete scegliere da 0 a 5 interventi sui quali andare a fare una proposta di miglioramento. Quindi io posso tranquillamente andare a fondo pagina, cliccare su avanti e procedere con la quarta sezione. Oppure posso selezionare 1, 2, 3, fino a 5 interventi. D'accordo? Adesso io per semplicità, per non annoiarvi troppo, ne seleziono uno solo e clicco su avanti.
A questo punto, per ognuno degli interventi che ho selezionato, il sistema mi propone una scheda da compilare, per cui questa scheda io ho scelto l'intervento numero 9, mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Qui devo andare a inserire il testo della mia proposta. Avete a disposizione 1500 caratteri, inclusi gli spazi, per descrivere qual è la vostra proposta di modifica o di integrazione all'intervento. Quindi io qui scrivo un testo qualsiasi. Come ha spiegato Walter, dovete inserire un link a un documento pubblico a supporto della proposta che state facendo. Se non c'è un link, indicate XXX. Il sistema non fa particolari controlli sui link o altro, per cui insomma fate attenzione a quello che scrivete. E qua eventualmente potete mettere delle informazioni aggiuntive, per cui se non avete inserito un link a un documento, mettete comunque dei dati, delle informazioni tecniche che supportano la vostra proposta, insomma. Oppure potete, se qui citate un link, qua potete mettere una descrizione del link e del testo aggiuntivo. In ogni caso è necessario, anche in questo caso è necessario scrivere qualcosa. Io qua scrivo prova e basta. Compilate questi tre riquadri, avete terminato con la vostra proposta integrativa. Se io clicco avanti, adesso passerò alla quarta sezione. Se voi invece avete selezionato più interventi da integrare o da modificare, cliccando su avanti andrete alle pagine relative a tali interventi e potrete formulare le vostre proposte anche su di essi. Io ne avevo indicato uno solo, quindi passo alla quarta sezione. In questa sezione io posso proporre un ulteriore intervento. Quindi anche questo non è obbligatorio. Come vedete, il sistema mi propone una casellina in cui andare a inserire un titolo per il mio intervento. Se io non scrivo niente, posso cliccare su avanti e andare a chiudere il questionario. Posso quindi finire qui. Ma se io vado a mettere un titolo qualsiasi, vedete che automaticamente il sistema mi propone tutta una serie di informazioni aggiuntive che io devo necessariamente compilare, altrimenti non potrò compilare, non potrò chiudere il questionario. Se cambio idea, ovviamente posso cancellare il titolo e chiudere il questionario. Allora, devo andare a selezionare la tipologia di intervento proposto tra pagamenti diretti, ecoschema, interventi settoriali o sviluppo rurale. Devo citare, come ha spiegato poco fa Walter, l'articolo di riferimento e il fabbisogno di riferimento. Quindi un articolo di riferimento per questo intervento che vado a selezionare e il fabbisogno, il singolo fabbisogno regionale a cui voglio associare il mio intervento. A questo punto devo mettere qual è l'oggetto. Devo mettere anche qua un link, quindi posso mettere xxx oppure http, www, eccetera, eccetera. E poi inserire ulteriori dati, informazioni tecniche che riguardano la proposta che sto facendo. Quando ho completato anche quest'ultimo riquadro, clicco su avanti e ho finito di compilare. Giustamente devo digitare anche questo. Ecco fatto. A questo punto vedete il sistema mi informa che ho quasi completato il sondaggio. Fate attenzione, non avete ancora inviato il sondaggio, ok? Attenzione solo a questa cosa. Quando compare questo messaggio non crediate di aver finito, perché il sistema vi dà ancora la possibilità di tornare indietro, ok? E di fare ulteriori modifiche. Per cui ora per inviare il questionario io devo cliccare sul tasto invia. Ecco, fate attenzione a questa cosa. Oppure posso tornare indietro o usare l'indice delle domande per andare a rivedere
le cose che ho, il lavoro già fatto, insomma, perché magari non mi ricordo qualcosa o perché mi è venuto un dubbio. Nel momento in cui vado a cliccare su invia, a questo punto il questionario non è più modificabile, è stato trasmesso all'amministrazione. Vi consiglio, prima di chiudere il browser, vi consiglio di stamparvi il questionario che avete compilato. Quindi andando a cliccare su stampa questionario, viene creato un file PDF che vedete mi si scarica qui. Adesso se io clicco su questo, sì, beh, mi si apre nel browser, quindi lo dovreste vedere. È un documento molto corposo, vedete che sono 167 pagine, quindi meglio se non lo stampate, però ve lo potete salvare da qualche parte, potete condividerlo via email con i vostri colleghi, con i vostri referenti, eccetera, a riprova, insomma, di quello che è il vostro ente, di come si è espresso nell'ambito della consultazione. Quindi vedete che proprio viene riprodotta per ogni domanda anche quali erano tutte le possibilità, okay? Per cui avete non soltanto le vostre scelte, ma anche tutte le altre scelte alternative che c'erano. Lo scorro un attimo velocemente. Vedete la seconda sezione, eccetera. Allora, torniamo alla pagina della consultazione. Dopo aver stampato il sondaggio, il questionario compilato, a questo link potete accedere, cliccando su questo link andate ad accedere al questionario di gradimento di cui vi ha spiegato poco fa Walter, e vi invitiamo insomma a compilarlo per darci un feedback insomma, sul nostro lavoro. A questo punto, comunque, in ogni caso voi il vostro compito l'avete svolto, potete tranquillamente chiudere il browser e con questo concludo anch'io la mia presentazione.